Al via i festeggiamenti di San Calogero con la 19ª edizione della manifestazione Uvenera Villa svoltasi in piazza Marconi. Ad aprire la serata l'associazione Tammura di Girgenti, poi sul palco l'Orchestra dei Maestri Siciliani Agrigentini, composta da Nino Casesa, Lello Casesa, Peppe Sciortino, Mario Vasile, Rino Boccadoro, Mimmo Pontillo, Damiano Pagano, Toni Balletti, Carmela Savino e il maestro Tom Sinata. Sul palco il cabarettista Marco Manera. Alla serata, presentata dal giornalista Davide Sardo, hanno partecipato anche il gruppo folcloristico Città di Agrigento di Riccardo Cacice e la band AT Più Complex. In piazza Stazione, oltre alla musica tradizionale, anche la degustazione di prodotti tipici, un'esposizione di vespe storiche a cura del Vespa Club di Agrigento e Porto Empedocle e in vetrina anche le motoapi bardate di San Calogero. Domani la prima domenica della festa, già dalle 5 del mattino l'apertura del santuario, all'alba lo sparo dei mortaretti, alle 6 la Santa Messa con i pellegrini dell'unità pastorale di San Nicola, San Giovanni e Madre della Chiesa, alle 8:30 la banda Verdi di San Biagio Platani in giro per la città con le api parate. Alle 10:30 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Agrigento Don Damiano, alle 12 la processione diurna con il simulacro portato a spalla dai fedeli per le vie della città, alle 19 Santa Messa all'Addolorata, alle ore 22 per concludere solenne processione serale con la partecipazione delle autorità locali e per finire i giochi pirotecnici e il rientro della statua al santuario.